buonasera e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. Vediamo insieme i principali titoli. Sicilia in fiamme, il vento caldo alimenta i roghi, a Siracusa paura tra i residenti di Santa Panagia, zona nord della città, dove un vasto incendio ha colpito in un'area di campagna vicina al Palazzo di Giustizia e ha fatto scappare la gente in strada. A Catania vigili del fuoco impegnati su due fronti, a Passo Martino e a Coda Volpe, nella zona della Piana di Catania. L'ondata di calore è appena arrivata in Sicilia e le temperature aumenteranno nei prossimi giorni, il picco tra martedì e mercoledì con punte di 40 gradi nelle zone interne. Riposto è una comunità sotto shock dopo l'aggressione mortale tra fratelli avvenuta ieri sul lungomare. Il genero della vittima, una mattanza annunciata. Case di riposo lager a Caltanissetta, gli anziani venivano abbandonati in condizioni igieniche pietose. La procura ha chiesto misure cautelari per 11 persone. Siracusa è la città siciliana dove si spreca più acqua, le dispersioni idriche superano anche quelle di Agrigento, preoccupazione per la situazione di Ortigia. Claudia Gerini è da Cireale per le 4 serate dedicate a Carlo Verdone. L'attrice racconta il segreto della loro intesa artistica, costruita nel tempo. Calcio, il Palermo fa sul serio nel ritiro della Val Gardena. L'allenatore Inzaghi lavora sul modulo tattico e sulla preparazione fisica. Per il Catania domani primo giorno di ritiro al Massimino. Ai saluti Casasola vicino alla firma con il Brescia. Bentrovati, in apertura andiamo a Siracusa dove un grosso incendio ha scatenato la paura dei residenti di Santa Panagia in un'area di campagna vicino al Palazzo di Giustizia di Siracusa. Verso le 15 sono divampate le fiamme che tra caldo e vento si sono propagate molto velocemente tra i palazzi. Sentiamo Francesco Aloi. Ho visto che era lontano, poi il vento ci è arrivato, quando ci è arrivato ormai sotto il balcone abbiamo visto l'inferno. A Santa Panagia, zona nord di Siracusa, è stato un pomeriggio di fuoco. Da quella parte vedete i vigili del fuoco al lavoro, è stata chiusa anche la strada per permettere di operare nel massimo della sicurezza. Questa è l'ennesima volta che succede qua, che si prendono tutte cose a fuoco, perché lì sotto purtroppo non lo pulisce mai nessuno. E ogni volta succedono tutte queste disgrazie. Le fiamme in una grande area tra i palazzi di Viale Santa Panagia e via Antonello da Messina, che è da sempre piena di erbacce. Un terreno abbandonato dove tra i cespugli c'erano anche rifiuti. Prova ne è il colore del fumo. Dov'è il sindaco? Non esiste, Siracusa è abbandonata. Siracusa esiste solo Ortigia. Rischio di bruciare delle palazzine, bombe, c'è un benzinaio qui accanto. Tutti sono scesi in strada lasciando casa per mettersi al sicuro. Per spegnere tutto sono servite ore, perché l'incendio si è propagato molto velocemente, complice il caldo unito al vento. Anche Catania è stata colpita dagli incendi, un grosso incendio sta divampando in queste ore a sud di Catania, sulla strada provinciale 104 tra la zona industriale e Vaccarizzo. Diverse le squadre dei vigili del fuoco impegnate in difficili condizioni su due fronti, alla Piana di Catania, a Passo Martino e a Coda Volpe. Alcune squadre sono rimaste anche bloccate dalle fiamme. In azione anche i Canadair, come abbiamo visto dalle immagini. Il rogo si è esteso, complice il vento, lungo le vaste campagne della zona della Piana di Catania. Nuova ondata di caldo appunto in arrivo anche in Sicilia. Da oggi l'anticiclone africano riporta temperature ben sopra la media stagionale, con la fase più intensa prevista tra martedì e mercoledì. Nell'isola sono attese punte oltre i 40 gradi, soprattutto nelle aree interne, mentre il tempo resterà stabile e prevalentemente soleggiato. Secondo gli esperti una possibile
attenuazione del caldo potrebbe arrivare intorno al 18 luglio, ma per i prossimi giorni si prevede un clima particolarmente afoso e persistente. Adesso andiamo a Riposto, che è ancora una comunità sotto shock dopo la morte di un imprenditore ittico assassinato in strada dal fratello che chiedeva i soldi per comprarsi la droga. A TG Sicilia parla il genero della vittima. L'ho colpito con calci e pugni per disarmarlo. Tutti sapevano della sua pericolosità. Tonino De Mano. Mio padre non è scappato. Mio padre fino all'ultimo indifeso ha chiesto perché suo fratello l'avesse colpito. Fino all'ultimo. Mio padre era la persona più coraggiosa che conoscevo. Il volto segnato da una notte insonne, gli occhi lucidi, nascosti dagli occhiali da sole. Il dolore di Davide, figlio di Lino Guarrera, rincorso in strada e assassinato dal fratello, è quello di un'intera comunità, sconvolta per una tragedia che in molti a Riposto hanno definito annunciata. Giambattista Guarrera pretendeva soldi per acquistare la droga. Lino ha avuto soltanto la colpa di opporsi, finendo per essere colpito con un taglierino che gli ha reciso la giugulare. Ormai fuori controllo, l'omicida ha brandito anche una mannaia con cui ha ferito il padre e la figlia della vittima. Fondamentale l'intervento del genero che ha disarmato l'aggressore. Tu sei la persona che ha disarmato l'omicida? Disarmarla perché visto la mia ragazza che era lì, cioè subito volevo pesce, sono scappato, ho visto lui che aveva un taglierino e gli ho dato una coltellata al collo. Subito per dire ho preso il padre della mia ragazza, l'ho portato lì e lui con la mannara faceva come pazzo, caricava coppa a tutti i bagni, a suo papà magari non ci fece niente. Ci levava ma non muttare, ci levava la mannara come potti, gli appugna, apperati, che va a fare? Per studirlo. Una mattanza familiare annunciata. Cristiano che travaglia, ci può dare i soldi per bombarsi. Ma io ci posso dare i soldi per fare per bombarsi, che aveva mangiato 1 milione di euro. Perché prima questa persona già aveva fatto a tutti, insultava, che cutette, che cose, perché non facevate attaccare? Ora che vigilazione, ora è tinto, perché non facevate attaccare prima? L'89enne padre e la figlia della vittima sono stati già dimessi. Sulla vicenda indaga la procura di Catania. La scientifica ha sequestrato i vestiti dell'aggressore, il taglierino, la mannaia e repertato numerose tracce ematiche. Presunti maltrattamenti, condizioni igieniche degradate, assistenza negata agli anziani ospiti di 3 case di riposo di Caltanissetta. La procura ha chiesto misure cautelari per 11 persone, come ci racconta Gerry Italia. 3 richieste di arresti domiciliari e 8 di obbligo di dimora. È la svolta nell'inchiesta della Procura di Caltanissetta sui presunti maltrattamenti ai danni degli ospiti di 3 case di riposo del capoluogo nisseno. Tra gli 11 indagati figurano i responsabili delle strutture e il legale rappresentante della cooperativa che gestiva l'assistenza agli anziani. Secondo gli investigatori, almeno una decina di ospiti sarebbero stati lasciati per mesi in condizioni di grave abbandono. Anziani costretti a rimanere per ore tra feci e urine. Pazienti affetti da patologie gravi che avrebbero atteso giorni prima di ricevere cure e un'anziana con il femore fratturato rimasta, secondo l'accusa, senza assistenza medica per diversi giorni. Nell'inchiesta emerge anche il caso di una donna di 83 anni colta da un malore che sarebbe stato provocato dall'eccessivo caldo nella stanza in cui alloggiava. Ricoverata in ospedale, è morta per insufficienza respiratoria e disidratazione. A 6 degli indagati viene contestato anche l'esercizio abusivo della professione infermieristica. Avrebbero somministrato farmaci e praticato iniezioni di insulina senza averne i titoli. Le accuse a vario titolo sono di abbandono di persone incapaci. L'indagine dei carabinieri, iniziata nel giugno del 2025 e durata circa un anno, ha riguardato 3 strutture cittadine e la cooperativa che forniva i servizi di assistenza. Sulle richieste di misure cautelari dovrà ora pronunciarsi il giudice per le indagini preliminari. 3 agenti della polizia penitenziaria sono finiti in ospedale dopo essere stati aggrediti da un detenuto sottoposto a sorveglianza speciale nel carcere di Catania Piazza Lanza. Il sindacato autonomo di polizia penitenziaria denuncia ancora una volta carenze di organico, strutture fatiscenti e ritardi negli interventi, chiedendo misure urgenti per garantire maggiore sicurezza al personale. Rimaniamo ancora in tema di detenuti, perché un detenuto del carcere di Trapani ha finto di avere ingoiato una lametta ed è stato accompagnato al pronto soccorso. L'uomo però, che è un palermitano, è riuscito a fuggire dall'ospedale, è stato poi però rintracciato qualche ora dopo, si era nascosto nei pressi di una villetta disabitata. In vigore da oggi le nuove norme per gli autovelox. Scatta lo stop per 850 dispositivi non omologati in Sicilia, a Palermo, a Catania. Le amministrazioni non si fanno trovare impreparate. Sentiamo Emanuela Corsi.
Multati, ma solo se gli autovelox sono a norma di legge. Il lungo braccio di ferro tra automobilisti e amministrazioni comunali è arrivato a un punto di svolta definitivo. A fare chiarezza, dopo 34 anni, ci pensa il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con un decreto pubblicato in Gazzetta che pone regole chiare in tutta Italia. Da oggi scatta la tagliola per tutti i dispositivi non più considerati idonei. Attualmente sono 850 i rilevatori di velocità che dovranno ottenere un'omologazione per ritornare attivi, 3.150 quelli regolarmente in funzione perché già hanno passato tutti i requisiti. Si passa da una giungla di oltre 10.000 autovelox spesso nascosti e a ripetizione ad apparecchi irregolari e conformi, commenta il ministro Salvini, che aggiunge: basta autovelox fantasma, che erano solo una tassa occulta per milioni di lavoratori e non avevano nulla a che fare con la sicurezza stradale. Ma qual è la situazione nelle principali città siciliane? Nel capoluogo etneo tutti gli autovelox sono omologati e di nuova generazione, sia quelli dislocati lungo la circonvallazione sia quelli mobili, spiega la polizia municipale. Nessuna buona notizia quindi per gli automobilisti multati che speravano di vedere annullati i verbali con le relative sanzioni. Stessa situazione a Palermo. Le postazioni fisse lungo Viale Regione Siciliana e i sistemi mobili risultano registrati. In ogni caso tutti i dispositivi omologati sono consultabili sul sito del MIT. Collegandosi al portale si può cercare per comune, strada o codice della multa. Se il dispositivo non compare in questo elenco, la sanzione può essere contestata. Siracusa è la città siciliana dove si spreca più acqua. Nelle vecchie condutture se ne perde più del 65% di quella immessa in circolo, una quantità nettamente superiore a quella che scorre nelle tubazioni dell'Agrigentino. Il dato allarmante emerge dall'analisi della CGA di Mestre. La più virtuosa dell'isola invece è Trapani. Francesco Loi. 65,2 è la percentuale dell'acqua che si perde lungo la rete Colabrodo. Siracusa così è prima in Sicilia, ottava in Italia per dispersione. A confermarlo è l'analisi della CGA di Mestre, che fornisce un altro dato emblematico. La quantità di acqua sprecata in città è superiore a quella che arriva ad Agrigento e provincia, area simbolo dell'emergenza idrica. Sul podio regionale ci sono appunto Siracusa, Messina e Agrigento. Il problema dell'acqua che abbiamo qui a Siracusa non l'abbiamo mai avuto a Roma, dove ci sono condotte d'acqua costruite dai romani. A Ortigia, come in altri quartieri della città, l'acqua arriva ad intermittenza, proprio in un periodo in cui diventa ancora più indispensabile. Dal punto di vista dell'acqua, una stagione pessima, perché continuamente viene a mancare l'acqua. Da residente di Ortigia, da 70 anni, non ricordo mai questa storia dell'emergenza, l'autobus, ma quale cavoli? Abbiamo avuto sempre l'acqua e ora non so perché è scomparsa l'acqua. Ma a quanto pare la situazione non è risolvibile dall'oggi al domani. Andrebbero sostituite tutte le tubazioni, troppo vecchie per reggere ancora. Un problema a cui il nuovo gestore Aretusacque sta già lavorando. Nel frattempo l'acqua continua a perdersi per strada. E a proposito della carenza d'acqua, lo abbiamo sentito, la carenza d'acqua di questi giorni, abbiamo sentito che Aretusacque sta lavorando, dunque arriva una nota di Aretusacque dove si legge che si prevede entro oggi il completo ripristino dei flussi e delle pressioni nella parte alta di Ortigia. Nei prossimi mesi, fa sapere l'azienda, saranno progressivamente avviati gli investimenti programmati per il rinnovamento delle infrastrutture. Il mondo del commercio reagisce alla recrudescenza del racket e si organizza per resistere dopo danneggiamenti e intimidazioni degli ultimi mesi. Intanto ad agosto in Sicilia arriveranno altri 200 poliziotti. Manlio Viola. Non solo parole di solidarietà, ma un sostegno concreto agli imprenditori che subiscono intimidazioni, danneggiamenti o richieste estorsive e scelgono di affidarsi allo Stato. Nasce Imprese Mai Sole, l'iniziativa di Confcommercio Palermo per sostenere gli operatori economici colpiti da episodi intimidatori. Proprio nei giorni in cui si assiste a una recrudescenza mafiosa e del racket del pizzo con minacce, intimidazioni e danneggiamenti, le imprese dunque reagiscono e resistono e i commercianti decidono di stringersi gli uni agli altri per impedire il ritorno del controllo
controllo del racket. L'iniziativa prevede la messa a disposizione gratuita di sistemi di videosorveglianza, servizi di vigilanza privata nei casi che lo richiedano e assistenza legale per accompagnare gli imprenditori nel percorso di denuncia. Tutto gratuito, offerto dall'Associazione dei Commercianti. La proposta è venuta da Patrizia Di Dio, che oltre ad essere presidente di Confcommercio Palermo è anche vicepresidente nazionale con delega a legalità, sicurezza e etica di impresa, ed è stata subito deliberata dall'assemblea di Confcommercio. Questo è il nostro modo concreto di esprimere la massima solidarietà e la massima vicinanza. Nessuno si deve sentire solo, non soltanto a parole. Ecco, tutto questo l'abbiamo tradotto come assemblea Confcommercio nello slogan Imprese mai sole. Le condizioni per accedere a queste tutele sono semplici: aver ricevuto minacce o danneggiamenti e aver denunciato o intenzione di farlo. Per richiedere assistenza dal lunedì 13 luglio sono attivi una mail e un numero di telefono. Plaude all'iniziativa anche il presidente della regione Renato Schifani, per il quale si tratta non solo di un segnale importante ma di azioni concrete. Intanto dal 3 al 27 agosto arriveranno altri 200 agenti di polizia in Sicilia ed altri sono attesi a settembre. Sono i neoassunti che escono dalla scuola di polizia, circa 1.600 ad agosto in tutta Italia, altri 1.700 a settembre, per un totale di 3.313. Malgrado il caldo, procede bene la raccolta di sangue in Sicilia. Ragusa si conferma la provincia più generosa e tra le realtà più virtuose d'Italia. Vediamo. In estate l'emergenza sangue non va in vacanza. Anche se i numeri raccontano una Sicilia sempre più generosa, negli ospedali il fabbisogno di sangue continua a crescere. Ed ecco che l'Avis lancia una nuova campagna di sensibilizzazione. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio. Quindi il messaggio che vogliamo rivolgere è di continuare a donare anche in estate, garantendo così un prezioso salvavita agli ospedali, alle attività sanitarie, ma soprattutto alle persone che ne hanno bisogno. Nel 2025 le donazioni raccolte di sangue nell'isola hanno raggiunto quota 137.374. A trainare i dati resta la provincia di Ragusa, che rappresenta circa un terzo del totale regionale, con oltre 27.000 donatori e 45.000 unità di sangue. Un risultato che conferma il primato del territorio ibleo anche a livello nazionale, dove le donazioni in aferesi superano più del doppio la media italiana. Numeri incoraggianti che tuttavia non consentono di abbassare la guardia. In Sicilia si registra comunque una carenza di plasma. Il plasma, lo ricordo, è fondamentale per la produzione di specifici farmaci salvavita, per esempio quelli che sono dedicati alle terapie oncologiche. Donare sangue è quindi un gesto semplice, gratuito e capace di salvare vite. Le star, adesso una notizia di un altro genere, perché parliamo di turismo ma parliamo anche di star internazionali che continuano a scegliere Palermo come meta turistica molto amata dagli americani. Questa mattina la moglie Sharon e la figlia di Ozzy Osbourne, celebre cantante e fondatore dei Black Sabbath, morto lo scorso 22 luglio a 76 anni, considerato il pioniere dell'heavy metal, hanno visitato il santuario di Santa Rosalia di Monte Pellegrino e poi hanno postato le foto che vedete sui propri canali social all'interno del Duomo di Monreale, con lo sfondo del Cristo Pantocrate. Rimaniamo in tema di star, ma parliamo delle star di casa nostra. Andiamo da Cireale, dove Claudia Gerini ha incontrato il pubblico. La famosa attrice è qui in Sicilia per rendere omaggio alle 4 serate dedicate a Carlo Verdone. Tra me e Carlo una sintonia speciale. Vediamo. A raccontare il cinema di Carlo Verdone nelle 4 serate che a Cireale ha dedicato all'attore e regista romano, anche Claudia Gerini. Queste 4 serate con Carlo, una ci dovevo essere per forza anch'io. L'incontro, inserito nella programmazione di Cireale Estate 2026, promosso dall'amministrazione comunale, ha accompagnato il pubblico dietro le quinte della costruzione di alcuni dei personaggi più amati della filmografia di Verdone, ripercorrendo una collaborazione andata da Viaggi di nozze a Grande Grosso e Verdone, passando per Sono pazzo di Iris Blonde, il segreto di un'intesa artistica costruita nel tempo.
Carlo ha tirato fuori il meglio di me con quel ruolo di la coppia Jessica Ivano, che è stata particolarmente fortunata e poi leggendaria, e ancora oggi delle ragazzine giovanissime mi dicono Jessica, quindi vuol dire che abbiamo attraversato, come quasi tutta la filmografia di Carlo, abbiamo attraversato tante generazioni, quindi è stato il mio grande inizio. Un ritorno per Claudia Gerini in Sicilia. Amo molto la Sicilia, abbiamo fatto un grandissimo film qualche anno fa e sono qui proprio per questo. Ci fermiamo adesso per una pausa, tra poco lo sport, il calcio. Ritorniamo in studio, il calcio adesso, primi allenamenti in ritiro per il Palermo. Inzaghi conferma il nuovo modulo, il 4-2-3-1 sul mercato, sempre più vicino Rao del Napoli. Sentiamo Sergio Colosi. Vai, stop. Il Palermo ha iniziato a faticare in Val Gardena, in Trentino Alto Adige. Se un dubbio c'era, è stato spazzato via dalle prime 2 sedute di allenamento. Il sistema di gioco di riferimento del nuovo Palermo sarà il 4-2-3-1. Non significa che Inzaghi non proverà altri moduli né che i rosanero scenderanno sempre in campo così, ma una prima netta indicazione è arrivata dall'allenamento di ieri. I riflettori sono stati puntati sui 3 nuovi acquisti, Stevez, Cassandro ed Hernani. Voluti fortemente dal direttore sportivo Carlo Osti prima del ritiro, i 3 hanno svolto il primo allenamento in maglia rosanero, alternando lavoro in palestra e seduta di gruppo sul campo. Mercato: tra gli obiettivi figurano Bragantini del Mantova, ritenuto però difficile da strappare al club lombardo, e Compagnon del Venezia, considerato un profilo più accessibile. Sempre più vicina, invece, la definizione dell'operazione che dovrebbe portare Emanuele Rao dal Napoli in maglia rosanero. Domani per il Catania, primo giorno di ritiro al Massimino. Todisco probabile acquisto per la fascia destra. Casasola si avvicina al Brescia. Sergio Colosi. Longo valuta in campo, Varrà segue le strategie di mercato. Inizia al Massimino il ritiro del Catania, cantiere aperto con l'obiettivo di costruire una squadra più giovane ma altrettanto forte e completa. Nessuno è fuori dal progetto, a priori non ci sono esclusi. Longo darà una possibilità a tutti. Varrà seguirà l'esito del campo e le dinamiche del mercato. Conclusione del ritiro al Massimino fissata il 26 luglio. A seguire la seconda fase a Norcia sino alla gara d'esordio l'8 agosto in Coppa Italia a Vicenza e poi la preparazione al campionato a Mister Bianco in attesa di Torre del Grifo. Dopo Miai e De Falco, il Catania è ad un passo dal terzino destro Gianmarco Todisco, 24 anni, di proprietà dell'Avellino, club con il quale sta concordando la formula del trasferimento, forse prestito con diritto di acquisto. Todisco ha buona esperienza in Serie C, oltre all'Avellino ha giocato con Cerignola, Sorrento, Santa Maria Cilento e Juve Stabia. Nella difesa a 4 con Casasola vicino al Brescia atteso da un biennale sarebbe titolare con Raimo alternativa. Mercato rossazzurro attivo anche a centrocampo in attacco. Si allontana Capomaggio, piacciono Vinicius e Gallo, almeno uno arriverà. Per la fase offensiva prosegue la trattativa con il Cosenza per Rizzo Pinna. Il Papu Gomez ha rotto con il Padova. La prima fase del ritiro stabilirà i calciatori che potranno far parte del calcio dominante, così come l'ha definito in conferenza stampa il tecnico Longo. Ancora una breve pausa, tra poco per gli ultimi aggiornamenti. Ritorniamo in studio. Prima di chiudere ancora una notizia, un aggiornamento sugli incendi in Sicilia divampati in queste ore di grande caldo, complice anche il forte vento, perché i vigili del fuoco sono stati impegnati in 33 incendi solo nel Palermitano da questa mattina. Particolare impegno, fanno sapere, dicono i pompieri, ha richiesto l'incendio di vegetazione in contrada Molinazzo a Villa Frati, dove è intervenuto anche il direttore delle operazioni per coordinare tutti i mezzi, intervenuti anche 2 elicotteri. Bene, questa dunque era l'ultima notizia per questa edizione. È tutto, grazie per essere stati con noi, un buon proseguimento di serata, arrivederci. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.